pochi botti per fortuna, anche perché diversi comuni qua nel territorio li vietano, quindi speriamo che le persone ascoltino. E abbiamo avuto una cinquantina di accessi durante la notte e purtroppo però il fenomeno dell'alcol continua a vincere. Un solo ferito per ustioni al viso e alle mani per i botti, 10 accessi per abuso di alcol, 2 per stupefacenti. Notte di Capodanno di lavoro per i medici del San Bassiano, che notano come la piaga dell'alcol si stia diffondendo soprattutto tra i giovanissimi. Tra le 10 persone curate, 2 erano ragazze quindicenni. Fortunatamente non abbiamo avuto persone in coma, ma solo intossicazioni. Magari l'alcol può dare più euforia o più aggressività, questo è il modo. Sono in genere accompagnati dagli amici e quindi comunque c'è un supporto in qualche modo. Ad avere i maggiori problemi a Capodanno sono state donne, ma l'alcol è un fenomeno in preoccupante crescita. Soprattutto i fine settimana, le occasioni di questo tipo e il tema è intercettare, far capire insomma che anche questo è un problema, che anche questo fa male e quindi che va preso in carico, insomma, generalmente anche nella relazione familiare col proprio medico di famiglia, e poi ci sono i servizi che chiaramente sono a disposizione. Un nemico da combattere l'alcol, su cui serve un lavoro di squadra a partire dal primo accesso al pronto soccorso. E si cerca di fare un po' di colloquio psicologico, parliamo anche con i genitori, chiaramente cerchiamo un po' di verificare quello che è successo, però sono assunzioni volontarie in realtà, ecco, quindi normalmente sono superalcolici piuttosto che birra, piuttosto che dipende non è che raccontino tanto purtroppo.